È una vittoria di grande prestigio che dà nuovo slancio alla corsa ai playoff, quella ottenuta dalla Pallacanestro Nuoro contro la Scuola Basket Cagliari. Un incontro terminato col punteggio di 99-66 a favore dei Sirbones, che hanno superato la squadra che aveva dominato il girone A nella prima fase del campionato di Serie D. Grazie alla vittoria la Pallacanestro Nuoro sale a quota 6 in classifica dalla Pool A e a 5 giornate dalla fine della seconda fase inizia la rincorsa per un posto negli spareggi. Quanto alla sfida a cui si riferiscono le immagini, i nuoresi sono sempre mantenuti in vantaggio sugli avversari che nel primo quarto si sono tenuti in scia ai Sirbones per poi via via cedere di fronte alla vena realizzativa di Ryan Nils, autore di 29 punti e top scorer della gara, ai 26 di Sizia e ai 20 di Azzei. Il primo quarto è finito col punteggio di 26-23 per i nuoresi, una superiorità dei Sirbones certificata anche nella seconda frazione terminata col punteggio di 26-18. I ragazzi del coach Marco Moreda sono andati negli spogliatoi in vantaggio sul 52-41, un margine di sicurezza ma non definitivo contro una formazione di valore come la scuola basket, ma i Sirbones anziché amministrare il vantaggio hanno spinto sull'acceleratore per chiudere definitivamente i conti. Sospinta dal terzetto dei bombardieri, la Pallacanestro Nuoro ha chiuso la terza frazione con un 24-10 che ha definitivamente affondato i cagliaritani. L'ultimo quarto è iniziato con i nuoresi avanti sul 76-51, un gap di 25 punti quasi impossibile da colmare. Così è stato con i Sirbones che hanno fatto l'unplane conquistando anche l'ultima frazione col punteggio di 23-17 e sfiorando quota 100, un risultato che raramente si vede a questi livelli.